Anche il prefetto ha deciso di partecipare a questa manifestazione finale oggi del Caffè Letterario, che ha visto il coinvolgimento di tanti alunni, di tante scuole, con un'iniziativa sicuramente interessante cui lei oggi ha deciso proprio di dare anche il suo saluto. Sicuramente, io posso solo confermare che in questa circostanza ho constatato ancora una volta quanto sono bravi i ragazzi di Agrigento. E quindi un particolare ringraziamento e riconoscimento a loro per come sono riusciti veramente a interpretare il senso di questi momenti. Ovviamente un altro grazie grandissimo va alla Questura di Agrigento, a cominciare dal Questore, dal suo vicario Giuseppe Peritore, che ha voluto e organizzato sapientemente queste giornate, che sono un momento secondo me fondamentale di contatto tra le istituzioni e la cittadinanza. Quindi un plauso a tutti, speriamo di poter continuare a usufruire di queste occasioni per stringere ancora di più i legami che ci uniscono. Manifestazione conclusiva oggi del Caffè Letterario, insieme a lei che ha dato riconoscimenti, anche il prefetto, ma una partecipazione anche massiccia di tanti studenti e di tanti istituti. Sì, oggi la concludiamo questa manifestazione che è iniziata nella primavera scorsa con diversi incontri con autori di spessore all'interno del nostro centro balneare. Sono particolarmente soddisfatto oggi, in particolar modo perché tanti giovani hanno partecipato e hanno scritto delle cose, anche recitato in un particolare momento anche una canzone dedicata a Natale Mondo o a poliziotti come Beppe Montana o a un nostro ispettore superiore, la Maria Volpe, in modo tale che questi esempi per i ragazzi possano essere un punto di riferimento in questo percorso che noi tentiamo, devo dire con convinzione, di poter realizzare, che è quello della legalità. Una giornata si è prestata ed è motivo per noi di portare così orgoglio, poter ringraziare il mondo della scuola, sono qui presenti parecchi dirigenti scolastici e tutti gli studenti che hanno partecipato con i loro componimenti a rendere questa giornata particolarmente significativa. Si è conclusa oggi la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per i partecipanti al primo progetto laboratorio di scrittura Un poliziotto a scuola, inserito nella seconda edizione del Caffè Letterario sulla strada della legalità. Ecco, il professore Alessi, il regista, è stato sicuramente fattivamente interessato alla riuscita della manifestazione. Ho coordinato i 4 incontri che si sono fatti per gli studenti e poi ho fatto parte della giuria assieme a delle persone validissime e devo dire che i ragazzi delle scuole hanno fatto un lavoro serio, responsabile, devo dire pure che c'erano accanto gli insegnanti che hanno fatto pure la loro parte e questo mi ha fatto piacere perché non sono stati giovani acritici ma giovani responsabili nello scrivere dei componimenti e noi abbiamo ritenuto di riconoscere il loro valore.